Cari amici, è per me un grande piacere salutarvi in occasione di Peregrinazioni Lagunari, che è un'iniziativa che rappresenta molto più di un progetto turistico, perché è una visione concreta di futuro per Venezia e la laguna. Viviamo in un momento in cui il turismo ha raggiunto dimensioni globali, dimensioni senza precedenti, di oltre 1,5 miliardi di viaggiatori internazionali, con addirittura previsioni di raggiungere i 2 miliardi per il 2030, che è un numero sicuramente abbastanza preoccupante, se mi consentite. Soprattutto si parla di una crescita annuale, ma anche di un contributo economico, un contributo all'economia mondiale e soprattutto del nostro paese. Si parla di numeri importantissimi. Sono numeri che testimoniano la forza di questo settore, però allo stesso tempo chiaramente ci pongono di fronte a una responsabilità che è altrettanto grande, perché la vera sfida non è più attrarre visitatori, la vera sfida è governare l'impatto, quello che io spesso chiamo, specie riferito a Venezia, impatto antropico. Venezia, infatti, con la sua laguna è uno dei luoghi simbolo di questa trasformazione, un ecosistema unico al mondo dove ci deve essere un equilibrio tra presenza umana, patrimonio culturale e ambiente naturale che è oltretutto estremamente delicato. Questo equilibrio va protetto, va gestito e soprattutto va compreso e condiviso. In questo contesto, quindi, il valore di un'iniziativa come la vostra è sicuramente molto grande perché si propone un cambio di paradigma da un turismo basato su una fruizione veloce e superficiale a un turismo lento, immersivo, capace di generare relazioni autentiche tra visitatori e comunità. Ecco, in particolare a Venezia e nella sua laguna, la comunità, i veneziani diventano un protagonista che non si può dimenticare. Quindi non si tratta di vedere un luogo, ma di viverlo. Quindi soprattutto coloro che lo hanno sempre vissuto devono essere i primi, se mi consentite, soddisfatti, perché non stiamo parlando di consumare una destinazione, ma di entrarci in un dialogo. È per questo che il modello cooperativo è un modello forte, perché per definizione mette tutti gli attori seduti al tavolo. È un modello che nasce dai territori, li conosce, li rispetta, li valorizza. Quindi le cooperative come la vostra non offrono semplicemente servizi, costruiscono esperienze, custodiscono identità e creano opportunità di inclusione e di sviluppo. Dalle valli da pesca alle isole, dai percorsi naturalistici ai musei, dalle tradizioni gastronomiche alle nuove forme di accoglienza, quello che emerge quindi è la necessità di un sistema integrato che è capace di connettere cultura, ambiente ed economia in maniera equilibrata, come dicevamo. Quindi è questo il nostro obiettivo, è quello di cui abbiamo bisogno, è questo l'approccio di cui abbiamo bisogno oggi. Un turismo che sappia redistribuire i flussi, allungare la stagionalità, se non eliminarla, valorizzare territori meno conosciuti in sinergia con i principali punti di attrazione, ma soprattutto mettere al centro di tutto le comunità locali. Il futuro del turismo non si gioca sulla quantità, ma sulla qualità, sulla capacità di creare un valore condiviso, sulla responsabilità di proteggere ciò che rende uniche le nostre destinazioni. Peregrinazioni lagunari, in questo senso, dal mio punto di vista, va esattamente in questa direzione, costruire un turismo più consapevole, più sostenibile, più umano. E Venezia, ancora una volta, può essere un laboratorio mondiale straordinario di innovazione, capace di indicare una strada anche ad altre destinazioni del mondo. Vi ringrazio per tutto il lavoro che state facendo, per quello che direte oggi e mi farà piacere sentirlo, per la visione che state costruendo e vi auguro ovviamente una giornata ricca di confronto. Un grande saluto a tutti voi e mi spiace non essere potuta intervenire di persona, ma vi invio il mio grande affetto e il mio grande supporto.